Pierpaolo Pasolini e la pace negata. Un articolo di Maurizio Narcisi, pubblicato su Altro Friuli e dintorni il 27 giugno 2015. Il poeta non riesce a trovare pace, neanche nel quarantennale della propria morte. Archiviata ufficialmente l'indagine sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini, cos'altro aggiungere, oltre alla consapevolezza che il ricordo di quest'ultimo è più vivo che mai, che non accenna a diminuire e gli eventi in suo nome continuano, anno dopo anno, senza sosta. Basterebbe quanto appena espresso per affermare che qualsiasi decisione, presa da chiunque, a qualunque livello, lascia il tempo che trova e di certo non migliora i tempi in cui viviamo e men che meno il futuro che ci aspetta. Brutto da dire e probabilmente anche antipatico, ma indubbiamente veritiero se inserito in un'ottica pasoliniana. La morte di Pasolini si è manifestata in maniera atroce. Inchiesta insabbiata oppure no, restano ancora molti dubbi sulla dinamica di quella notte di novembre del 1975. Quanti gli assassini? 1, 2 o più? Certamente Pelosi non ha fatto tutto da solo e altrettanto certa è la successiva indagine compromessa, forse da scelte determinate dal caso, ma probabilmente anche da direttive che nulla c'entravano con l'onesta ricerca della verità. 40 anni, da allora all'oggi esausto, nel senso di una crisi economica eterna, oltretutto profetizzata dallo stesso Pasolini in tempi non sospetti, e un'altra crisi, ovvero quella culturale, sintomo di una società alla deriva e di conseguenza manovrabile. Chi era Pierpaolo Pasolini? Perché è morto? Chi l'ha ucciso veramente? Domande che resteranno senza risposta, probabilmente per sempre.